c'è. Vediamo un po' di armi. Benissimo. Diamo un'occhiata. Abbiamo ricaricato il nostro uso. Delle statue del calcio. Vediamo un po' chi è questo. Pelé, Roberto Baggio. Diamo un'occhiatina. Nient'altro. Sarà pieno però qui, ragazzi. Questa è la tribuna VIP. Però vorrei vedermi una partita di pallone all'interno di queste fantastiche poltroncine. Guardate, c'è anche il posto dove mettere il bicchiere. Addirittura dorato. Ehi, eccolo là dietro la colonna. Benissimo. Vediamo un po'. Solo l'uso abbiamo. Antidolorifici. Attenzione. Bene. Dobbiamo mirare sempre al capo, ragazzi. Usciamo. Prendiamo tutto quello che c'è. Oddio. Lo stronzo. Andiamo al fucile a pompa. Chissà che cosa c'è qua. Praticamente un'onorificenza a qualche giocatore ormai morto. Esamina l'altare. Adesso lo facciamo un attimo. Prima dobbiamo fare una bella azione alla Superman. Eccolo qua, questo stronzetto neanche ci ha visto. Guardate qua il nostro Max in una prospettiva molto diversa. Arriva a terra. Allora, ricarichiamo il tutto. Molto importante, pistola con torcia. Bene. Perché utilizzeranno le torce in questo posto ben illuminato? Ok, ricarichiamo il tutto. Sono indispensabili, ragazzi, queste azioni, però dobbiamo farle. Ok, allora vediamo un po' che cosa c'è. Una bella statua. Continuiamo ad essere all'interno di questo fantastico luogo amato per il calcio. Allora, vediamo chi è questo giocatore ormai morto. Claudio, their golden boy. He'd sure picked the wrong party on the wrong night. Although if the past week was anything to go by, it was safe to assume any party with the Broncos in attendance was the wrong one to be at. Ecco qua, il giocatore praticamente che ormai è morto si ritrovava all'interno di una festa poco intelligente ed è stato ucciso, poveraccio. I don't know. Looking for something that ain't here, I guess. Oh, stiamo It's like cercando some qualcosa kind che of non maintenance c'era. elevator. Ah, no, no, le due pistole, prendiamoci il fucile. Chiamiamo intanto l'ascensore, vabbè, ormai. Ecco il Barrett, ragazzi, guardate qua. Chissà cosa farà il nostro amico. I'm going up. I don't know. Guessing nowhere nice. Any sign of the money? Nope. Just people shooting at me. Our surprise guest brought a lot of friends. All right. I'm in the upper stands. I see you. Me lo Be careful, you immaginavo. got company. Bene, ragazzi, nuovamente all'interno del nostro ascensore. Vediamo che cosa fare perché siamo pieni zeppio. Una granata dentro. Merda, una granata proprio dentro, non ci voleva. Usciamo, forza Max, scrollati. Via, prendiamo il nostro antidolorifico nell'aria. Attenzione al primo. Vediamo l'altro. C'è la luce davanti ai miei occhi, non vedo. Ok. Ci siamo fatti 30 piani praticamente non so come. Attenzione a quello stronzo lassù, li abbiamo fatti secchi. Vediamo un po', bullet time per ucciderlo. Merda, si è nascosto. Abbiamo sprecato, dannazione, ricarichiamo. Attenzione. Una granata, un'altra. Via, via, Max, via. Mettiti l'antidolorifico. Giù, 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 giù. A terra. Vediamo un po'. Dov'è? Dietro di noi. Ok, penso che si sia rotto un braccio. Ancora è vivo, vediamo. Merda, lassù. Ancora! Basta. Eccolo qua. Ok, l'abbiamo fatto fuori anche questo. Andiamo avanti. Bene. Avete visto che sono armati di Barrett, ragazzi? Questo sembra uno del safari. Andiamocene via. Muoviti un secondo, perché sono senza vita, senza colpi, senza niente. Prendiamoci questo bel mitragliatore. Lo sta tenendo occupato. Ottimo, vediamo dove dobbiamo andare. Andiamo, andiamo. Dove devo andare? Sì, sì. Andiamo, vediamo un po'. Siamo entrati, ottimo, ma non proprio un successo perché moriremo a breve. Guardate un po', ce n'è uno lassù, ragazzi, e anche uno qua giù. Bene, il primo l'abbiamo fatto fuori, attento a quello lassù ancora, Vediamo. Eccolo qua. Merda, stiamo morendo. Quello vestito da safari. Bene, meno male che abbiamo ancora gli antidolorifici. Ottimo. It's all clear up here. Bene. What about the kid with the money? I don't even... Must be still in this section. What's happening, Passos?
Gang up ahead of my way. I'm almost out of ammo, bro. Praticamente dobbiamo coprire il nostro amico adesso, vediamo un po'. Alright. Try to clear you some Avanti, space. conveniamogli la strada finalmente. Un po' di azioni stealth. Allora, vediamo, ecco il nostro amico che sta scendendo. Tenta di non romperti Hold le back in, gambe. bro. Eccoli lassù. Guardate questi stronzi, tutto per un po' di denaro e per una You're donna. kidding me. No, non ci credo che adesso il nostro amico lo fanno fuori. Praticamente non ci ha salvato la vita perché non ha sparato neanche un colpo. Attenzione, eccoci praticamente il checkpoint, ragazzi. E la modalità cecchino, praticamente la vedrete all'interno del prossimo gameplay. Avete avuto la prova che questo è un bel Barrett, un bel calibro 94. E spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!